Cari amici di Radio Chef, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento del nostro Radio Chef on tour nel Friuli Venezia Giulia, ovviamente. Quando arriva la primavera e ci siamo finalmente, ovviamente si parla di asparagi, come dire, l'ortaggio re della stagione che fa anche tanto bene al nostro organismo, ma soprattutto è molto molto buono e nella nostra regione non si può non festeggiarlo con Asparagus, la versione 2026 organizzata dal Ducato di Vini Friulani per la difesa, valorizzazione e promozione dell'asparago friulano. Anche quest'anno l'appuntamento andrà proprio dagli inizi della primavera, quindi dal 20 marzo al 29 maggio, per proporci un percorso gastronomico che celebra il territorio, la stagionalità, le creatività culinarie, che ci porterà a scoprire ristoranti aderenti del territorio e rivedere la tavola come un momento di incontro e condivisione. Innanzitutto diamo il buongiorno ad Alessandro Salvin di Duca Alessandro I del Ducato appunto dei Vini Friulani. Buongiorno Alessandro e benvenuto. Grazie e buongiorno a tutti voi. È un piacere averla qui con noi, tra l'altro annuncio che in Radio Chef in tutte le prossime puntate ogni settimana vi racconteremo di un ristorante, di un piatto che verrà proposto all'interno di questa rassegna, quindi questa è proprio una puntata pilota, diciamo un'anteprima di tutta la manifestazione. Ma che cosa ci aspetta allora quest'anno, Alessandro? Perché so che non sarà soltanto una rassegna gastronomica, ma molto di più. Buongiorno a tutti voi, vi ringrazio innanzitutto per questa opportunità che ci date di parlare un po' di asparagi, di asparagus e del Ducato dei Vini Friulani. La manifestazione quest'anno si svolge attraverso 10 ristoranti ogni venerdì sera a partire, come lei giustamente ha detto, dal 20 marzo e si concluderà il 29 maggio. 10 ristoranti che sono 8 in regione e 2 fuori, perché ci stiamo allargando un pochino del nostro perimetro. Uno è il 17 aprile a Milano, dove c'è la sede del Ducato, in una vecchia storica trattoria, e l'altro è a Portogruaro, anche lì in una trattoria che con il Ducato ha una lunga tradizione di conoscenza. Beh, quindi insomma un bel itinerario anche questo che continuerà per ogni trattoria, ogni locale o ristorante che partecipa. C'è una ricetta, un racconto dietro, insomma, alla valorizzazione dell'asparago. Allora, noi con la riunione che facciamo ogni anno per la preparazione di asparagus, decidiamo assieme ai ristoratori quale sarà il menù, ma in modo particolare quale sarà un piatto uguale per tutti. E il piatto quest'anno uguale per tutti è stato scelto il tradizionale asparagi e uova, che poi diciamo ogni chef declinerà poi nella sua maniera. Il menù comunque comprende tutti i piatti a base di asparagi e i vini sono naturalmente vini assolutamente di origine friulo-giuliana, diciamo, perché c'è il Carso, c'è il Collio, quindi abbracciano un po' tutta la regione. Assolutamente vero. Potete tra l'altro scoprirli sul sito che è educatovinifriulani.it, c'è tutta la brochure dove veramente potete scoprire il calendario, i ristoranti aderenti e l'invito è proprio ad andare a scoprirli tutti perché si tratta di una vera e propria esperienza, un momento dicevamo di incontro e di condivisione perché ogni ristorante diventa anche una sorta di itinerario culinario e un incontro tra cucina, territorio, produttori anche curiosità su quello che è l'asparago, ma anche le tradizioni che vanno in base alla stagionalità dei prodotti. Diciamo di sì, accanto naturalmente ai piatti, come dicevo, che saranno declinati un po' seguendo la fantasia dei vari chef, ma ci sarà anche un momento, diciamo tra virgolette, culturale. Avremo dei personaggi che verranno ad illustrare un po' la storia dell'asparago, partendo dal nome Asparagos, perché il nome Asparagos è il nome che i romani, quindi andiamo dei secoli addietro, davano a un'imbarcazione che solcava tutto il Mediterraneo alla ricerca appunto di asparagi di cui i romani erano particolarmente ghiotti. Ma dai, e questo non la sapevo, è interessante questa storia. Chissà come lo mangiavano i romani l'asparago. Diciamo, non erano, sicuramente non erano gli asparagi bianchi di oggi, no? Erano gli asparagi un po' forse selvatici. Però se vogliamo andare col tempo più vicino ai giorni nostri, per così dire, andiamo circa al 1700, quando si cominciò
a produrre gli asparagi a Tavagnacco, che era un po', diciamo, la località principe per l'asparago bianco, e si narra che l'imperatore d'Artia, passando da quelle parti lungo un viaggio in Italia, si fermò a Tavagnacco, mangiò gli asparagi e ne divenne così appassionato che nel periodo della coltivazione e raccolta le carrozze facevano la spola tra Tavagnacco e Vienna a portare appunto gli asparagi. È vero, insomma è una lunga storia legata, come si intrecciano spesso le storie della cucina con le tradizioni e la storia di un popolo, ovviamente, di una nazione, come da sempre la cucina per il nostro paese. Certo, allora se vogliamo poi venire verso i giorni nostri, da quella che era la produzione, come dicevo, principale di Tavagnacco e zona di Tricesimo, si è espansa poi un po' in tutta la regione. Oggi principalmente i centri della maggior raccolta, diciamo considerando sempre Tavagnacco, ma che ha una raccolta piuttosto limitata, la zona diciamo più vocata ai giorni nostri è la zona di Fossalon, di Fiumicello, quindi la bassa friulana isontina, quindi tutta la zona che va da Monfalcone a Gorizia, lì c'è proprio una raccolta direi la principale raccolta di asparagi. Quest'anno le stime si avvicinano agli 800 quintali, quindi parliamo insomma di numeri interessanti. Beh, direi proprio di sì. E c'è qualche piatto, a parte ovviamente il famoso asparagi e uova, che lei ama in particolare con gli asparagi? Ma guardi, ce n'è di tutti i tipi, veramente è difficile fare una classifica, perché poi ripeto, ogni anno poi gli chef si divertono, no, a costruire cose particolari, sia tra i primi sia con i secondi. Quindi te ne dirò, ad esempio, l'ultima puntata, che è il 29 maggio, siamo in questo ristorante vicino a Portogruaro che tradizionalmente ha una cucina di pesce, e lui riesce comunque, pur abbinando il pesce con l'asparago, a fare dei piatti meravigliosi. Wow, è molto molto interessante. Tra l'altro, appunto, ripeto, vi invito anche a seguirci perché noi poi li racconteremo di settimana in settimana fino a maggio e infine parliamo di vini. Quali vini abbinare, diciamo, con l'asparago semplice, se lo vogliamo anche mangiare così come sta, oppure asparagi e uova? Allora, qui si apre un mondo, perché diciamo come succede per il calcio, dove sono tutti allenatori della nazionale, qua sono tutti sommelier. Allora posso dire quelli che sono, a parte il mio gusto principale, ma quello che ricevo un po' così da sensazioni parlando nei vari ristoranti, il Tokai friulano, quindi vino tradizionale della nostra regione, il Riesling, lo Chardonnay e la Ribolla gialla. Questi qui sono, diciamo, i vini che tradizionalmente vengono più utilizzati e bevuti con questi piatti. Qualcuno azzarda anche di abbinare un vino rosso, però credo sia un esperimento che non avrà successo. Sì, sono d'accordo, sono abbastanza d'accordo con te Alessandro, anch'io credo che l'abbinamento perfetto sia soprattutto quello con il friulano, sembrano quasi fatti apposta. E allora ricordiamo anche in chiusura Alessandro che gli asparagi fanno anche molto bene alla salute, quindi approfittatene, fate una bella scorpacciata. Assolutamente, ci sono molte caratteristiche che i nutrizionisti, diciamo, consigliano appunto di mangiare asparagi perché hanno una componentistica molto, molto indicata per la salute, diciamo, complessivamente, fanno bene, per cui mangiatene tanti. Sì, assolutamente. Allora, io Alessandro ti ringrazio moltissimo, grazie Alessandro Salvin per essere stato con noi. Vi invito a visitare il sito ducatovinifriulani.it e prendere appunti sul vostro itinerario dedicato agli asparagi perché è un'occasione veramente unica, non solo per vedere posti, scoprire ristoranti, piatti, tradizioni, curiosità e la convivialità della tavola, insomma. Assolutamente, è una festa irrinunciabile. Grazie Alessandro e allora ci ritroviamo presto ad assaggiare questi piatti buonissimi. Buon lavoro! Grazie a voi, buon lavoro, grazie ancora.